Vertice Serracchiani a Lubiana, la Slovenia ci appoggi contro i rigassificatori nel Golfo di Trieste. Buonasera, prima visita ufficiale di lavoro alla Slovenia della nuova presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Fitto l'appuntamento degli incontri con i massimi vertici dello Stato sloveno e che sono stati dedicati al rafforzamento della collaborazione bilaterale in vari campi. Durante l'incontro con il ministro degli esteri Karl Erjavec, la Serracchiani ha chiesto l'appoggio sloveno contro il progetto dei rigassificatori nel Golfo di Trieste. Da Lubiana, Loris Braico. Con gli interlocutori sloveni, la presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ha parlato di collaborazione a tutti i livelli, delle forme per incentivare gli scambi economici, ma anche degli strumenti per potenziare i settori delle infrastrutture, dell'ambiente, della sanità, non dimenticando il legame offerto dalla presenza in Slovenia e Friuli Venezia Giulia delle rispettive minoranze. La Serracchiani è stata ricevuta dal presidente della Repubblica Borut Pahor. Successivamente ha avuto un pranzo di lavoro con il ministro degli esteri Karl Erjavec. Ho voluto chiarire al Ministro, come ricordava anche lui, la posizione che ha anche la Regione rispetto ad alcune questioni importanti per l'Alto Adriatico, a partire dalle infrastrutture energetiche, a partire dai rigassificatori di cui tanto si è parlato. Ho espresso con chiarezza la nostra contrarietà, ricordando la lettera che ho inviato sia al governo italiano sia alla Commissione europea. Non si tratta di essere contro tutti gli investimenti, ma questi devono essere tali da garantire la salute delle persone, la sicurezza e mantenere l'Adriatico come una fonte naturale. Predsednica dežele Furlanije Julijske krajine Deborah Serracchiani je na današnjem obisku v Ljubljani vrh slovenske politike seznanila z uradno opredelitvijo deželne vlade proti plinskemu terminalu v Žavljah. Stališče deželne vlade je, da je terminal v popolnem nasprotju z razvojem tržaškega pristanišča. Serracchianijeva je Slovenijo zaprosila za podporo v Bruslju. Dodala je še, da je z italijanskim okoljskim ministrom Andrejo Orlandom že govorila o inicijativi, da bi v Trstu na to temo organizirali srečanje med ministri Italije, Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Il nostro Alto Adriatico è un mare che deve rafforzare la sua presenza per quanto riguarda i porti, i traffici e la capacità di intercettare questi traffici. Il rigassificatore rischia di essere incompatibile con questa scelta.